Bentrovati con l'informazione flash di New Sicilia. In apertura il maxi processo a carico dell'ex presidente degli industriali siciliani Antonello Montante, che sarà trasferito da Caltanissetta a Catania a causa della nomina del procuratore aggiunto Nicolò Marino nella direzione distrettuale Nissena e che è parte civile del processo. La scelta è stata ufficializzata oggi dal procuratore di Catania Carmelo Zuccaro, che ha designato la procuratrice aggiunta di Catania Agata Santonocito e i PM Valentina Margio e Luca Volino per la trattazione del processo e per l'esame preparatorio del copioso fascicolo processuale. Al via il processo di secondo grado in merito ai trattamenti disumani nei confronti di alcuni disabili a Licata nell'Agrigentino. I fatti risalgono al gennaio del 2021. Il sostituto procuratore generale di Palermo, Carlo Lenzi, ha chiesto la conferma delle 4 condanne stabilite in primo grado dal GUP di Agrigento Francesco Provenzano. I licatesi su cui grava il reato di tortura sono Antonio Casaccio, di 28 anni, Gianluca Sortino, di 25, Jason Lauria, di 27 e Angelo Marco Sortino, di 38. Sono 3 i soggetti diversamente abili che sarebbero stati sequestrati, maltrattati e umiliati nella loro abitazione o per strada. I lavoratori Almaviva sono scesi di nuovo in piazza a Palermo e a Catania per far sentire la loro voce e per puntare i riflettori sulla precarietà con cui, a seguito dei mesi più intensi di pandemia, molti di loro devono fare i conti. Le RSU hanno incontrato a Palermo il viceprefetto esponendo i disagi dei 450 lavoratori che sono stati assunti grazie al servizio 1500 attivo durante il periodo di lockdown e che ormai rischiano di perdere il lavoro. Abbiamo aspettato la costituzione del nuovo governo, al quale adesso chiediamo che convochi le parti e si trovi tutti insieme una soluzione per salvaguardare i livelli occupazionali, la richiesta dei sindacati. Terzo caso in Italia nell'Università di Catania di laurea nel metaverso. A discutere la tesi in presenza in un'aula virtuale costituita nella piattaforma Spatial è stato stamane nella Facoltà di Scienze Politiche Matteo Catania, un 25enne che si è laureato in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione. Lo studente ha sostenuto l'esame nell'aula magna del Dipartimento di Palazzo Pedagagi a Catania e contemporaneamente in un'aula virtuale appositamente allestita nel metaverso. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 20. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.